Eccoci qua, siamo di nuovo qui con gli scorretti con Carlo Cambi dopo la pausa invernale natalizia e di inizio anno. Carlo, grazie innanzitutto per essere ancora con noi anche in questo nuovo 2025, questo nuovo anno. È un piacere ritrovarti nella Grazie nostra a te, rubrica. Giulio. Come sai, io aderisco a questa rubrica esclusivamente per l'affetto, l'amicizia e la stima che ho per te, perché sento cose che francamente mi allontanerebbero molto dal partecipare a questa radio, ma insomma, lasciamo perdere. Allora, tante cose forse dobbiamo lasciar perdere, ma ciascuno secondo il proprio punto di vista. Però, insomma, la sostanza di questa rubrica è che tutto sommato si propone di fare il controcanto Esatto. se eravamo partiti con una certa, diciamo, filosofia del controcanto. Poi, mano a mano nel tempo abbiamo visto che il controcanto dovremmo farlo in più direzioni, a dire il vero. Però vediamo di mettere un po' in Perché c'è fila le quella cosa cose. strana che ormai di cui ormai si occupa chi l'ha visto, che è il buonsenso, che pare che sia scomparso del tutto, però vabbè. Lo invocano in tanti, peraltro, nonostante sia scomparso, in tanti lo invocano e se ne fanno scudo. Comunque, Carlo, a parte le questioni di attualità più stretta, sulle quali poi ti voglio naturalmente coinvolgere, mi hanno colpito due cose. Allora, anzi, in particolare cito gli ultimi due articoli che hai pubblicato sulla Verità. Ieri un'intervista al professor Giulio Sapelli, che abbiamo anche noi diverse volte avuto con noi qui in radio, che è un pensatore economico tra i più eterodossi d'Italia per certi versi. Beh, no? è l'unico che ha una dose di cultura umanistica e filosofica così elevata che riporta finalmente l'economia a scienza nobile, perché quelli che l'hanno vestita di festoni, di algoritmi, di algebra per fare in modo che il popolo non capisse nulla, hanno distrutto l'idea dell'economia come scienza che si occupa dei destini degli uomini. Ma insomma, questo, se vuoi è un discorso molto lungo. Come sai, io ho studiato economia politica all'Università di Pisa, facoltà di giurisprudenza, e ai tempi miei occuparsi di economia significava occuparsi di filosofia economica. Poi sono arrivati quelli che volevano ad ogni costo fare posto alla finanza, si sono inventati, ma è una cosa che riguarda, cioè, comincia con i marginalisti e che però aveva un senso, perché il marginalista che cosa faceva? Ti metteva a disposizione un quadro statistico e quindi con delle probabilità che alcuni accadimenti si realizzassero, o come peraltro fa l'econometria, sui quali però poi tu devi applicare un ragionamento. Oggi invece l'economista è sostanzialmente un contabile di alto livello, non è più un pensatore di destini, e Sapelli ha la straordinaria capacità di essere ancora invece un economista che pensa a come fare ad incrementare la ricchezza. Facevo una riflessione che troverai sul panorama dei prossimi, non in questo numero, in quello ulteriore, in cui vabbè parlo dei BRICS, e la riflessione che mi è venuta a fare è che quest'anno il Nobel dell'economia l'hanno dato a tre che si occupano, sai di cosa? Si occupano dello studio della povertà, che rispetto all'economia è un ossimoro, perché l'economia è la scienza dello sviluppo per la massima soddisfazione dei bisogni umani. Se tu dai il Nobel dell'economia a chi si occupa della povertà, probabilmente hai decreti che il sistema economico non è in grado di svolgere il suo compito. Lo so che sono dettagli da piccolo circolo intellettualoide, però se fossero spiegati al popolo darebbero il senso di come siamo dentro un'enorme bolla di presa in giro. Ecco, appunto, e oltretutto è una scienza, quella economica, che è diventata sempre più lontana appunto dalla realtà, dalla produzione, dall'economia reale. E questa cosa qui viene fuori molto bene nella chiacchierata che tu hai fatto con Sapelli, che tra l'altro è presidente di una fondazione che raggruppa un po' il mondo dell'artigianato e il sapere la fondazione Germozzi, che tra l'altro c'è questo paese delle Marche di cui nessuno parla, che è Corridonia, che praticamente negli stessi anni ha dato in Italia a due figure straordinariamente importanti. Uno era Corridoni, questo
sindacalista di cui si innamorò anche Mussolini al punto appunto di cambiare il nome della città e chiamarla Corridonia, si chiamava Pautula in realtà in antico, e quasi contemporaneamente nasce questo Germozzi, che è il sindacalista degli artigiani, il quale, passata la guerra, è l'unico che mette insieme la tutela della piccola impresa e determina di fatto il boom economico. Ma è straordinario per un paesino abbastanza piccolo della provincia di Macerata si siano incontrate queste due personalità che hanno determinato corridoni, per esempio quello che oggi i socialisti vantano come la legge Brodolini, lo statuto dei lavoratori. Corridoni lo scrive agli inizi degli anni 30, pensa te, e Germozzi diventa sindacalista dei piccoli artigiani nel 1946 e da questo piccolo paese nasce un profilo di economia sociale che ha determinato il boom dell'Italia sostanzialmente. Ecco Carlo, il professor Sapelli parlando con te parla di tante cose. La Verità riassume nel titolo l'intervista di ieri con "Ci vuole una nuova IRI", che è una parte del ragionamento di Sapelli, perché il ragionamento di Sapelli fa riferimento proprio a quell'humus di cui stavi parlando tu adesso, no? Cioè alle piccole imprese, alle medie imprese, all'artigianato, al sapere artigiano come una forma tra l'altro di creatività, Sì. e oltre che di produzione economica rilevantissima per il nostro paese, no? È possibile secondo te realizzare con questa classe politica attuale, con quella che presumibilmente avremo nel futuro, il disegno di Sapelli? Perché lui usa l'immagine della foresta, no? Ci sono i grandi alberi, cioè le grandi aziende, le grandi imprese, e sotto ci sono i germozzi, ci sono gli artigiani, ci sono i piccoli produttori che però hanno una produzione talvolta di eccellenza e comunque sono il terreno creativo che nutre anche le grandi imprese. È possibile avere un cappello come l'IRI che tenga insieme questa foresta con gli alberi grandi e piccoli, le grandi imprese e Che ha il l'artigiano? ministro dello sviluppo economico russo, no? Ma è una questione di nomi o è una questione, diciamo, proprio di cultura politica? È una questione di cultura politica, di intelletti, cioè, allora, ti faccio osservare questo. Il nostro ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che ha fatto con questa manovra un miracolo, okay? Un miracolo, perché ha tenuto in equilibrio i conti dello Stato senza, come dire, intaccare più di tanto i redditi degli italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per fare quello che dice Giulio Sapelli servono 3 ingredienti. Primo, serve una classe politica che ha il coraggio di sfidare l'impopolarità. E perché cosa significa sfidare l'impopolarità? Significa dire chiaramente: signori, lo Stato sociale che avete immaginato fino adesso, quello a cui Giorgia Meloni si rivolge ogni 2x3, con l'ISEE, con l'aiutiamo i più deboli, bla bla bla, non ha risorse sufficienti per stare in piedi. Perché questo accada è necessario incrementare la produttività. Per incrementare la produttività bisogna incrementare lo sviluppo industriale. Se tu hai questo coraggio, puoi fare una nuova IRI. Che cosa fai? Invece di fare gli interventi assistenziali che connotano per esempio le casse integrazioni ventennali di alcuni gruppi industriali che gli italiani pagano non sapendo che li pagano, tu potrei cominciare a domandarti se una riconversione industriale, magari con un intervento diretto dello Stato che ci investe sopra, si può cambiare. Io, come sai, non sono mai stato tenero con Mario Draghi perché sono convinto che sia come bocca di rosa, no? Comincia a dare buoni consigli perché non può più dare cattivo esempio. Ma detto questo, Mario Draghi ha scritto questo rapporto per l'Europa, dal quale non puoi prescindere. Lui dice: o fate 800 miliardi di investimenti all'anno o l'Europa è morta. Lo stesso discorso vale per l'Italia: o tu hai il coraggio di mettere un sacco di quattrini dentro le strutture produttive, e la domanda qui è: ma è giusto che io finanzio Elkann? No, perché io Elkann lo finanzio con i soldi della collettività che vanno in tasca a uno. Ma se invece di Stellantis ho la Stellantis IRI,
Posso pigliare i risparmi degli italiani e metterli dentro la Stellantis cambiandole il profilo industriale per cercare di produrre. Questo è il ragionamento dei Sapelli. Cioè io ho bisogno di un IRI per pigliare quegli 8.000 miliardi di ricchezza che gli italiani hanno stipato nei cassetti e convogliarli sul settore produttivo. Faccio osservare e poi mi taccio, perché se no capisco che qualcuno potrebbe arrabbiarsi, che c'è una regola in economia, peraltro è una regola scritta dai keynesiani, quindi è gente che a me non sta particolarmente simpatica, però hanno ragione da questo punto di vista. C'è una regola che dice: tu per aumentare i salari devi fare una cosa molto semplice, devi aumentare la domanda interna. Da che cosa è fatta la domanda interna? Da investimenti e consumi. Perché, ascolta bene, ogni punto di incremento di domanda interna, ecco a cosa serve la matematica per l'economia, serve per determinare le quantità. Ogni punto di domanda interna incrementata vale mezzo punto di produttività. Mezzo punto di produttività con un PIL come quello dell'Italia, che intorno ai 2100-2200 miliardi di euro, se lo traduci in aumenti di stipendi, vuol dire che hai un aumento della condizione di vita degli italiani del 25-30%. Questa regola, che non è mai stata smentita, vale sempre, ma perché tu possa attivare questa regola è indispensabile che tu possa destinare degli investimenti a domanda interna. Perché si dice che il PNRR, al netto delle difficoltà che ci sono per la messa a terra, determina un incremento? Non solo perché aumenta il volume economico, ma perché proprio aumentando la domanda, cioè gli investimenti, aumenta la produttività aumenta gli stipendi, ma se gli stipendi aumentano, aumenta anche la domanda di consumi, e se aumenta la domanda di consumi, questa produttività aumenta ulteriormente, cioè tu devi avere la capacità di innescare un circuito virtuoso per cui ogni aumento di stipendio si traduce in aumento di consumi e in ogni aumento di consumi si traduce non in aumento di importazioni, ma in aumento di produzioni. Ecco, questo è lo schema, da qui nasce l'idea di fare una nuova IRI, ma per fare questa cosa qua devi avere un indirizzo di politica industriale ferreo, un indirizzo di politica dei redditi orientato allo sviluppo e devi cominciare a dire che tutte le prebende, il welfare spalmato, perché ci sono quelli che la categoria del chiagni e fotte, eccetera, eccetera, vanno azzerati. Domanda: c'è qualcuno in Italia che è in grado di sobbarcarsi questa scommessa politica? Attualmente no, ma vuoi una previsione mia? Sì. Il primo che se la sobbarca e che si piglia la briga di soffrire 3 anni, al quarto anno ha un dividendo di consenso politico eccezionale. Vedi, c'è un tema che rivela questa cosa che ti dico, che è particolarmente interessante, della sanità. Io sento dire nelle trasmissioni televisive che bisogna adeguare i finanziamenti alla sanità al PIL. Ti posso fare una domanda? Ma perché nessuno mai gli dice scusate un attimo, il che significa che se cala il PIL dobbiamo diminuire gli investimenti in sanità? O se il PIL facesse un più 20% dobbiamo aumentare del 30% gli investimenti in sanità per curare anche gli scoiattoli? Cioè, lo capisci che attorno all'economia in questo paese c'è una bolla di ignoranza e una bolla anche di, come posso dire, luogo comunismo spaventoso che non consente di avere una minima programmazione e dunque un minimo effetto di rilancio del paese? Questo è quanto. Ecco Carlo, mi venivano in mente 2 domande mentre tu parlavi. La prima, la questione relativa al PNRR.
PNRR secondo te è stato ed è e continua ad essere uno strumento per innescare quel circuito che dicevi tu, o alla fine sarà solo debito per noi, al netto di tutto quanto? E poi mi sembra che in tanti casi queste somme, queste risorse siano usate in maniera, non direi produttiva, non sono investimenti in larga parte a volte. Generano, ad esempio nella scuola mi sembra li usino addirittura per pagare gli stipendi. Quindi diciamo non è una forma di investimento senz'altro questa, no? Punto primo. Allora, Punto secondo, quel meccanismo virtuoso di cui parlavi tu, ma che anche Sapelli disegnava nella conversazione con te, cioè usare queste risorse per creare appunto una sorta di super IRI con tutto quello che ne consegue, però valorizzando il tessuto imprenditoriale piccolo, non è eccetera. che sia basta la super IRI, cioè la No, super IRI appunto. è come dire, Una l'indicazione di un sintesi, tragitto, diciamo. ecco, la Ecco, sintesi, diciamo così. ecco, nel quadro attuale di finanza pubblica, le regole europee, il rapporto con l'Europa, Sapelli ha parole liquidatorie su questa Europa, chiarissimamente, no? Però quelle sono ancora le regole che sono in vigore, derivano da lì. Ecco, si può fare quel disegno lì nel quadro di regole attuali? No, nel quadro dei lavori attuali no, ma sai, ti faccio una domanda che è una specie di domanda retorica che rivolgo anche ai nostre care ascoltatrici, ai nostri cari ascoltatori. Ma vi faccio osservare il modello industriale tedesco, o meglio il modello economico tedesco, che è quello che è stato imposto all'Europa, sostanzialmente si basava su 3 elementi. Primo, energia a bassissimo costo, che loro di fatto ricevevano dalla Russia senza colpo ferire. 2, esportazioni al massimo livello possibile ed in particolare in Cina. 3, utilizzo del welfare come integratore al reddito per evitare di fare esplodere i costi di produzione. Bene, la situazione è tale per cui non abbiamo fonti energetiche. La Cina ha fatto quest'anno il più 11% di esportazioni. Sai perché? Perché avendo una crisi di domanda interna derivante dai debiti delle famiglie, dalla bolla immobiliare, eccetera, 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 ha un surplus produttivo e sta spingendo a vendere all'estero tutto quello che può per sostenere il suo settore produttivo. Tant'è vero che la Germania ha fatto un meno 11 di esportazione verso la Cina. Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes non vendono ai cinesi più una macchina neanche se pagano loro, e improvvisamente i tedeschi si sono accorti che il vincolo di bilancio sul debito gli strozza l'economia. Il problema è che noi siamo andati avanti con questo schema dall'euro in poi, sono 24 anni. Ti do un dato. Prima dell'entrata in vigore dell'euro, la capitalizzazione di borsa dell'Occidente, Inghilterra inclusa, valeva più o meno il 38% del mercato finanziario mondiale. Dopo 20 anni, anzi dopo 25 anni, quella capitalizzazione vale il 14,5%. Dimezzata. Chi si è messo in tasca questi? Tieni presente che gli americani sono passati dal 50 al 66% dei valori di borsa, e il resto che l'ha mangiati? La Cina, la Thailandia. Che cosa significa? Che noi abbiamo inseguito un modello europeo che ha fatto tabula rasa della capacità produttiva di questo paese. Se poi ci aggiungi, di questo paese, di questo aggregato di paesi, in particolare l'Italia, se poi ci aggiungi le follie del Green Deal, eccetera, eccetera, la sindacalizzazione stupida, non perché i sindacati sono utilissimi. Nel contesto economico i sindacati sono utilissimi, ma bisogna che siano sindacati competenti e probabilmente scevri da posizioni partitiche, mentre in Italia è esattamente il contrario, e questo è il risultato. Allora, nell'attuale regola europea lo spazio per fare quello che dice Sapelli non c'è. Non c'è. Come non c'è rispetto al PNRR, perché il PNRR, a parte che non sono soldi gratis, perché dobbiamo restituirli tutti, 1/3 li restituiamo a interessi zero, 2/3 li restituiamo a interessi
concordati, ma comunque dobbiamo restituirli, perché quest'idea che sono soldi piovuti dal cielo è un'idea che ha distorto molto l'approccio al PNRR. Ma come l'hanno fatto questo PNRR? Draghi ha aperto i cassetti dei ministeri, ha guardato quali progetti c'erano, magari c'erano progetti vecchi di 30 anni, mai attuati, e l'ha buttati dentro il PNRR. Vedi, se il PNRR avesse funzionato o funzionasse veramente, pensi che avremmo tutti questi casini sulle ferrovie? Ecco, appunto, ti stavo chiedendo questo. Perché c'è questi casini sulle ferrovie? Perché se tu in un paese che non investe in infrastrutture da 30 anni, ok? Mi dici che devo fare fuori una barcata di miliardi da investire sulle infrastrutture in 3 anni, tu muori per bulimia di cantieri. Ma poi vorrei dire due cose. Allora, sono tutti interventi necessari o sono interventi... Poi di questi interventi, siccome i progetti sono stati buttati poi da cassetti per riempire lo schema, probabilmente ce ne sono una buona metà che non servono assolutamente a nulla o che sono passati di moda. Perché cose di questo tipo necessiterebbero un'attualizzazione. Cioè, se tu mi tiri fuori i progetti di X anni fa... Però se tu mi dai per spendere 200 miliardi, 3 anni di tempo, 3 anni e mezzo di tempo, con la solita mannaia burocratica dell'Europa che ti fa le pulci, fra ricorsi a TAR, gare d'appalto, ti faccio osservare una cosa. Questo straordinario paese, la sinistra sta strillando come una pazza sul sistema Starlink, ok? Sì. Ce l'hanno con Musk. La sinistra è quella che ha varato in questo paese Open Fiber, che doveva portare la fibra ottica nei posti più sperduti del paese per fare sì che tutti avessero a disposizione la connessione. Ok? Open Fiber è costata l'ira di Dio. Ci sono ancora oggi nel paese un buon 35% di superficie non coperta da internet, quando bastava una cosa molto semplice, un satellitino e collegavi tutta l'Italia. Allora tu capisci che è un paese strano questo, no? Sì. Ma il PNRR prevede il cablaggio. Ma perché? Perché il cablaggio era una roba che riguardava 30 anni fa, probabilmente la Step o la Telecom che allora lo avevano scritto, l'hanno tirato fuori dal cassetto e erano tutti a fare il cablaggio di che? Di chi? Sì, appunto. Che è un esempio, ma giusto per spiegarti, per tentare di soddisfare. Mi ricordo Pascale e Biagio Agnes, si parlava di cablaggio in quegli anni lì, allora, Pascale nel 92. Allora, la raccontiamo tutta. Pascale e Biagio Agnes avevano individuato... Ti chiedo, Carlo, una cortesia, la solita piccola pausa delle 10. Siamo qua. Torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. E allora, rieccoci qua. Stavamo parlando dei progetti di cablaggio, che mi è venuto in mente il progetto Socrate, te lo ricordi, degli anni 90, no? Ma ora ti racconto questa storia. Internet e TV via cavo. Sì. Ma che bello. Ma ora ti racconto questa storia qua. L'Italia
con Telespazio nel 1964, segnati la data. 64. È il primo paese europeo a mettere in orbita un satellite che si chiamava Sirio per le telecomunicazioni, primo paese europeo. Pascale, che diventa nel frattempo amministratore delegato della STET, che cosa fa? Cerca un'integrazione fra cablaggio e telespazio. Perché? Perché si era convinti allora che non ci fosse spazio, tra virgolette, sufficiente sull'orbita terrestre per far girare tanti satelliti quanti servivano a sviluppare. Una cosa che nessuno sa, per esempio, è che il sistema GPS, no? Che è quello che usate per i navigatori, l'hanno inventato 2 italiani, dell'Otto Melara. Quindi potevamo avere il nostro Elon Musk, diciamo, no? Sì, non so se vi è chiara sta roba, no? Allora, che cosa succede? A un certo punto Pascale e Agnes vanno da Prodi, che è presidente del Consiglio, dopo essere stato il distruttore dell'IRI, e gli dicono: guarda che noi abbiamo un programma complessivo di integrazione fra cavo che ci serve nelle aree metropolitane e satellite che ci serve nelle aree, diciamo, marginali, per far diventare l'Italia il primo paese totalmente connesso. Romano Prodi, che secondo te come ha risposto? Li ha mandati a quel paese. Ha cacciato, ha licenziato Pascale, ha cacciato Biagio Agnes, ha preso il capitale della Telecom, l'ha dato in mano a Umberto Agnelli, che con lo 0,8% delle azioni ha nominato Gianmarco Rossignolo amministratore delegato, e la storia dell'Italia che diventa primo paese al mondo per interconnessione. Il nocciolino duro di Telecom. Il nocciolino duro di Telecom, capisci? E oggi, a 30 anni di distanza, dobbiamo stare a sentire la sinistra che strilla contro Elon Musk e contro i sistemi satellitari. Chiaro? Cioè noi abbiamo inventato il GPS nel 48. Lo abbiamo reso possibile nel 64 mandando Sirio in orbita. La NASA ce l'ha copiato. Sì, è storia questa, Sì, non è che sto raccontando barzellette, la verità. La NASA ce l'ha copiato. Sulla scorta di quella scuola di telespazio, apro parentesi, la scuola di specializzazione RS Romoli che la Telecom aveva all'Aquila ha formato i tecnici delle telecomunicazioni di tutto il mondo, chiudo parentesi, e c'è una ragione: se sei il paese che ha avuto Guglielmo Marconi, se sei il paese che ha avuto Enrico Fermi, evidentemente la tecnologia della comunicazione legata alla fisica delle onde è roba che ti appartiene. Apro parentesi ulteriore, sapete che fino agli anni 70 la lingua ufficiale della fisica era l'italiano, ma lasciamo perdere, e niente, cioè, capisci? Però poi 30 anni dopo senti le Malpezzi di turno che vanno alle trasmissioni televisive e strillano. Poi mi domandi se è possibile una superiri. Il fatto è che il tasso di ignoranza che oggi alberga nella classe politica di questo paese è inarrivabile. Ma qualcuno nei ministeri che contano avrà raccontato queste cose agli attuali ministri? Non lo so, la domanda è: ma gli attuali ministri sono in grado di capirle? No, beh, capirle spero di sì, ma che qualcuno che gliele abbia raccontate e che le conoscano, ho dubito che le conoscano. Ma sì, ma sai, è tragico il fatto che viviamo di continue polemiche sul nulla. Si stanno azzuffando sul decreto sicurezza, si stanno azzuffando. Ieri c'era il dato dell'immigrazione che evidentemente indica. E qui veniamo all'altro articolo che hai scritto oggi sulla Verità, no? Ecco, cosa ci dice il dato dell'immigrazione? Se il dibattito è Parenzo, se il dibattito è Tagadà, se il dibattito è questa roba qua, e si insegue i tweet e si inseguono le butade giorno per giorno, ma mi dici dov'è lo spazio di programmazione di intelligenza? Dove sta? Lo dico anche ai nostri colleghi, Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, veniamo ai numeri che hai messo in fila oggi sull'immigrazione, tanto per fare un pochino il punto. Cambiamo argomento, però insomma tocchiamo un altro tasto. Tu stamani scrivi un articolo che dà conto dei numeri sull'immigrazione. Questo indubbiamente
Perché I numeri, contano solo i numeri. i numeri sono chiari, no? E cosa ci dicono questi numeri? Che sono calati del 38% gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, lo dice Frontex, il livello più basso dal 2021 è stato raggiunto, e che gli ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale sono diminuiti del 59%, visto che si sono ridotte le partenze da Tunisia e Libia. Sono comunque 67.000 attraversamenti del Mediterraneo. Sulla rotta dei Balcani occidentali meno 78%. Insomma, la verità riassume così: sono i patti con l'Africa che hanno dato i frutti, e quindi questo è indubbiamente un risultato positivo del governo Meloni. Sì, non solo i patti con l'Africa, sono l'aver introdotto finalmente in sede europea la consapevolezza che l'accoglienza tout court è impossibile. Il meno 78% lo hanno fatto Tusk, Orban, l'hanno fatto quei paesi lì, che tutti dicono sono barbari, sono stronzi. La Germania ha chiuso le frontiere con la Siria per i siriani, la Francia gli spara addosso ai migranti, la Spagna che ora si trova con la sua nuova rotta, perché ora vanno tutti in Spagna, non sa che pesci pigliare. Allora è evidente che l'azione del governo italiano, che è quella di tentare di avere accordi bilaterali con i paesi per come dire, arginare l'immigrazione, ha dato dei frutti, ma soprattutto ha dato dei frutti l'aver introdotto in Europa la consapevolezza che l'immigrazione clandestina non è, come dice la Santa Romana Chiesa, il diritto a immigrare, ma è alimentare un traffico criminale sulla pelle di poveri disgraziati. Questo è il punto. Faccio notare che ieri, a commento di questi dati, le voci dissonanti sono quelle della Chiesa, sono meravigliosi sti preti, perché uno dice sì, ma voi non sapete le condizioni brutali di detenzione in cui stanno in Libia e in Tunisia quelli che non riescono a partire. Un altro dice voi parlate tanto del piano Mattei, che detto fra me e te rimane una grande intuizione e che però dovrebbe avere un po' più di gambe per camminare, chiusa parentesi. Il piano Mattei è una presa in giro, perché sono pochi centinaia di milioni di euro quando in Africa servirebbero investimenti per 1.000 miliardi. La domanda che io vorrei fare a questi signori vescovi: i 1.000 miliardi chi ce li mette? No, perché troviamoci, no? Vogliamo dire che l'Europa, che ha pianto sui migranti, si è fatta fottere dai cinesi che sono andati in Africa a colonizzare economicamente quei paesi e che oggi li sfrutta, e che però non ha nessun tipo di svantaggio derivante dalla migrazione? Quando sentirò Papa Francesco che dice: cari cinesi, avete rotto le balle a pagare $1 l'ora, $1 al giorno i ragazzini del Congo che a mani nude tirano fuori il litio per fare le batterie delle vostre automobili. Quando Papa Francesco dirà questa cosa, ma non lo dirà mai perché lui ha questo particolare feeling con la Cina, allora piglierò sul serio le affermazioni della Chiesa. Detto questo, va ricordato che non più tardi di 15 giorni fa il Papa ha varato una legge per cui se tu entri clandestinamente nelle mura leonine fai 4 anni di galera e becchi 25.000 euro di multa. Siamo sempre lì. È tutto un darsela ad intendere, è un bla bla continuo che non tiene conto dei dati di fatto. I dati di fatto sono che una politica di accordo bilaterale con i paesi e soprattutto la fermezza nel dire: se venite vi rimandiamo a casa, piaccia o non piaccia ai giudici che contestano l'Albania, ha prodotto una diminuzione record degli sbarchi in Europa. Punto. E questo è un punto. No, a proposito di dati di fatto e di polemiche invece che servono a poco e niente, io ritorno a quella conversazione che ho citato prima, tua dell'altro giorno, di lunedì, sulla verità col professor Sapelli, perché lì fa il punto anche su un'altra roba vera, sulla quale bisognerebbe ragionare, ma sulla quale smentiscimi, Carlo, non mi pare che ci ragioni nessuno, cioè il fatto che siamo qui tutti a rinfacciarci il fatto che è cresciuta l'economia. No, non è vero, è diminuita anno su anno. Allora il professor Sapelli fa una notazione drastica, dice: certo, se si guarda all'immediato dopo pandemia i conti vanno meglio.
c'è stato un ovvio, naturale rimbalzo di crescita dopo gli anni del Covid, no? Sì. Ma se si guardano gli ultimi 20 anni, Sapelli usa una parola pesante, è un disastro. Produzione, salari, PIL, tutto crollato. E quando si parla di bassi salari bisogna ricordarsi appunto quello che dicevi tu prima, che i salari crescono se cresce la produttività e se sale la domanda interna, dagli investimenti ai consumi. Allora, non mi sembra che ci voglia un premio Nobel per l'economia per capire sta roba, no? Basta uno Però, studente del terzo anno di TC, guarda. però non se ne parla affatto. Vogliamo prendere atto che i salari bassi sono il frutto di 20 anni di disastro, come dice il professor Sapelli, e questi 20 anni di disastro coincidono bene o male con i 20 anni dell'euro, dell'Europa, tutte queste belle robe qua. Voglio mettere dentro anche un'altra cosa. Qualcuno si sta occupando, tranne il nostro povero Gusmeroli, deputato leghista, delle bollette? Perché mercato tutelato o non tutelato, qua stanno arrivando. Ricordi che la von der Leyen Perdonami, aveva detto che smontava la borsa appunto, energetica di Amsterdam? ma stanno arrivando mazzate nelle case degli italiani, che altro che 1,8 euro all'anno di aumento della pensione. Qua ti arrivano legnate da centinaia di euro al mese. E non se ne sta occupando nessuno. Il povero Gusmeroli ha fatto la sua battaglia nobilissima, però partiva da un presupposto, l'ha detto lui esplicitamente, che contro questi qui non possiamo fare niente. Beh, allora se non potete fare niente, come la cataloghiamo la parola politica? A cosa serve? Tesoro mio, è molto semplice il ragionamento. Se tu mi prometti, in piena crisi energetica, che smonti il mercato dell'energia di Amsterdam, cioè la borsa del gas, se mi dici che posso fare a meno del gas russo perché devo fare le sanzioni, se mi dici che con l'energia rinnovabile ampiamente sovvenzionata e all'interno della quale l'infiltrazione e la criminalità organizzata sono esplose, e non lo dice Cambi, ma lo dice la Banca d'Italia, perché basta leggersi le SOS, le segnalazioni di operazioni sospette finanziarie, per capire che il meccanismo che stanno facendo i mafiosi è questo: ricatto il contadino, lo sfratto dal campo, presento 7 progetti di implementazione di pannelli e paleoliche, mi vengono approvati, perché oggi in Italia se tu dici che vuoi fare un qualsiasi impianto di paleolica, anche se lo metti sopra la fontana di Trevi, va benissimo. Cosa faccio? Non faccio l'impianto, perché non me ne frega nulla. Lavo i soldi, rivendo le autorizzazioni e sto a pace. Questo significa che stai trasformando la Sardegna in un elicottero, significa che tutto l'Appennino umbro-marchigiano sarà devastato da mille pale eoliche. Non so se avete idea. Vabbè, tutta questa è chiaro. Allora bisogna che tu abbia una idea di strategia energetica diversa. Ma sai, se tu per far quadrare i conti dello Stato mi dici che mi continua a mantenere degli oneri in bolletta che corrispondono al 54% dell'onere complessivo della bolletta, appunto, sai, facciamo fatica poi a assorbire le oscillazioni di prezzo del mercato delle materie prime. E quindi c'è tutta una serie di cose che andrebbero riformate, ma che significano minori entrate per l'erario. Ti faccio osservare questa cosa qua. Si sta discutendo della rimodulazione delle accise fra la benzina e il gasolio, ok? Dimenticando una cosa fondamentale, che l'89% delle merci in Italia viaggiano su gomma e il 90% dei mezzi che distribuiscono questa roba viaggia col diesel. Quindi ogni accise in più che tu metti sul diesel a cascata produce un incremento di inflazione. Dopodiché vai te a discutere con la Lagarde che ti deve abbassare i tassi di interesse. Quella non lo farà mai. Ma se non abbassi i tassi di interesse col piffero che c'hai il credito che ti serve per fare quegli investimenti, per sostenere la domanda interna, bla 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 bla, lo capisci che c'è un'improvvisazione di base spaventosa. E ti voglio leggere questa cosa che io ho ritrovato nel discorso di Draghi, che racconta perfettamente il mondo delle favole che ci siamo raccontati con l'euro.
che dice: nel complesso i decisori politici hanno rivelato una preferenza per una particolare costellazione economica basata sullo sfruttamento della domanda estera e sull'esportazione di capitale con bassi livelli salariali. Questa costellazione non è più sostenibile. Ipse dixit. Allora, la domanda è: stiamo ragionando della costruzione di una nuova supernova, nuova costellazione, sì o no? Lo stiamo facendo in Italia, sì o no? O ci dobbiamo continuare a baloccare sul fatto se Rami è stato investito o non è stato investito? Posso essere cattivo, ma chi cazzo se ne frega? Direi. Non Carlo, so se hai risposto alle tue no, domande. hai risposto perfettamente, perché non se ne parla, si parla d'altro, però quello che mi lascia perplesso è che... Guarda, che io ho una polemica aperta con il mio giornale spaventoso su questa cosa. In che senso, Carlo? Gli ho detto a Bettiato: scusa, ma ogni tanto vogliamo ragionare delle cose che interessano la gente o continuiamo con i gay, i vaccini, cioè, voglio dire, ma francamente, nel 2025 è un problema il transgender? O sarà un problema come cappio faccio a portare le pensioni a un minimo di dignità di sopravvivenza? Sì, se così è talmente ovvia la questione. Sì, ma pare che il povero Brambilla di scenari previdenziali non lo caghi nessuno. Questo ha spiegato una cosa straordinariamente buffa, e cioè che il 14% dei contribuenti versa l'89% delle tasse. Ma come fai a vivere in un paese così, continuando a pensare che le politiche di welfare sono quelle che ti creano consenso? A me cioè non lo so. Può darsi che io sia monomaniaco, che sia fissato sui conti, sull'economia, è sicuramente vero. Ma la domanda è più interessante domandarsi se e in che misura una nuova contrattazione salariale, se in che misura una nuova aggregazione delle città, per esempio col co-housing, mettendo insieme giovani e anziani, in questo modo, in qualche modo, soddisfacendo il bisogno d'assistenza da una parte e la ricerca di abitazioni dall'altra. Se, per esempio, resuscitare le mutue al posto del Servizio Sanitario Nazionale, almeno per alcune categorie di persone, se tutta una serie di se, è più interessante questo o chiedersi se Elon Musk è ingerente nelle nostre faccende? Apro parentesi, sape poi dire ai romeni che votano in un certo modo: siccome avete votato come a noi non ci piace, cancelliamo il voto, cosa che si preparano a fare anche con la Germania. Ecco, la domanda mia è: ma in quale cappero di mondo viviamo? E le forze politiche, soprattutto quelle di centrodestra, vogliono pigliare in mano i grandi temi che consentono a un paese di dirsi contemporaneo, moderno e in sviluppo, o continuano ad inseguire i tweet degli altri? Questo è perché. Senti, Carlo, a proposito di bollette di energia e di accordi, avrei visto questa mattina i vari siti, l'ANSA, eccetera, aprono con la notizia dell'accordo tra l'Italia, l'Albania e gli Emirati Arabi Uniti in tema di interconnessioni energetiche. Transizione energetica concreta e sostenibile, infrastrutture adeguate, interconnessioni, diplomazia energetica sono le parole che ha usato anche la Premier Meloni ad Abu Dhabi, annunciando l'intesa. Enrico Mattei l'ha scritto 70 anni fa. L'intesa che verrà firmata da Italia, Albania ed Emirati Arabi Uniti. Se non ho capito male, l'investimento viene fatto soprattutto in Albania e l'Albania produrrà energia verde, diciamo così, da trasportare anche in Italia. Mi sembra, fondamentalmente. Non ho capito bene il ruolo degli Emirati Arabi. Si mettono i quattrini gli Emirati Arabi. Tu ce lo puoi spiegare di che progetto si tratta e come lo vedi? Il progetto è un progetto molto ambizioso che
che tenta di traghettare l'Albania in Europa. C'è una ragione politica molto evidente. La Meloni ha bisogno di una sponda sui Balcani, di allargamento dell'Europa, e l'Albania è il paese maggiormente disponibile a questo. Tieni presente che i nostri rapporti con la Croazia e con la Slovacchia con la Slovenia si sono un po' deteriorati per certi versi, ma insomma noi abbiamo bisogno di avere nella sponda adriatica una forte corrispondenza. L'Albania è un paese a forte sviluppo, apro parentesi, la quantità di imprese italiane che sono installate in Albania è spaventosa, ma non ne parla nessuno, perché la tassazione media in Albania è del 16%. L'Albania può diventare un hub energetico perché ha una scarsa densità di popolazione, ha molti siti anche di pregio naturalistico, ma che insomma non sono produttivi e quindi ci possono prestare all'installazione di fotovoltaico e eolico, e quindi è un hub interessante. Gli Emirati Arabi, guarda, sono ritornato da 20 giorni da quell'area, hanno capito una cosa straordinaria, che devono pensare all'esaurirsi del petrolio, anzi meglio, non all'esaurirsi, perché il petrolio, come dice Tabarelli, ce n'è quanto ne vuoi per i prossimi 100 anni, ma all'esaurirsi, diciamo così, del primato energetico del fossile, attraverso che cosa? Utilizzando la risorsa che più hanno disponibile, cioè il sole. Faccio notare, dicevo prima che Mattei questo piano ce l'aveva scritto 70 anni fa. L'idea qual era? Era di installare dei pannelli fotovoltaici nel Sahara e attraverso elettrodotti, ovviamente sempre spartendo 50 e 50 come faceva lui con i paesi ospitanti di infrastruttura, portare l'energia. C'è un altro progetto molto ambizioso che la Meloni ha nel cassetto e che secondo me sta ritirando fuori, cioè di far diventare l'Italia l'hub energetico dell'Europa. Perché? Perché tutte le fonti energetiche importanti, a parte quella eolica dell'oceano che riguarda Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia e Olanda, a parte quel pezzo là, tutte le produzioni energetiche stanno a sud dell'Italia. Se l'Italia diventa il punto di snodo dell'energia, cioè di accesso, di arrivo dell'energia, di ridistribuzione dell'energia in Europa, noi abbiamo un vantaggio sia tecnologico che economico spaventoso. Quindi l'accordo con gli Emirati serve non solo a fare l'impianto in Albania e vedremo come procedere, ma serve a stringere, e quando parliamo di Emirati non parliamo soltanto di Dubai, parliamo di Abu Dhabi, parliamo di 7 paesi, tutti in grado di fornire enormi quantità di energia, e quindi avere un rapporto privilegiato con loro, anzi farci una partnership economica, significa assicurarsi la possibilità di alimentare questo hub energetico che dovrebbe diventare l'Italia senza soluzioni di continuità, contando su due cose: l'afflusso di energia e l'afflusso di capitale. Se a te pare uno schema non condivisibile, forse dobbiamo metterci a tavolino e parlarne molto. È interessante. Allora, ti giro intanto alcuni messaggi, perché sono già le 10:25. Messaggi arrivati via WhatsApp al 340 6709 659, e poi apriamo anche le linee a questo punto per l'ultima parte della trasmissione, 02 92 94 7222. Poi volevo chiederti qualcos'altro di politica più politicante, ma Sì? adesso sulle prime pagine di oggi, la vicenda Zaia, no? Ma ne parliamo dopo. Che c'ha ragione. Allora, ne parliamo dopo. Intanto, appunto, per chi vuole intervenire, 02 92 94 7222. Al 340 6709 659 ti leggo i messaggi che sono nel frattempo arrivati. Beh, intanto c'è stamattina Mario che dice: non curarti di coloro che ti inducono ad allontanarti dalla nostra radio, sono in tanti che ti ascoltano con sommo piacere. Quindi rimani dove sei, Carlo, qui agli scorretti. Secondo messaggio: noi avevamo il nostro Musk, si chiamava Olivetti, che con il CNR ha mandato il quinto satellite della storia in orbita e ha reso l'Italia il terzo paese al mondo che ha gestito interamente un programma spaziale in autonomia dai calcoli al lancio. Solo il lanciatore non era nostro, regalato dagli Stati Uniti, cosa di cui io so zero, onestamente, personalmente. No, il discorso che ti facevo prima di Sirio,
e del lavoro che ha fatto Telespazio dal 61, è vero? All'Olivetti è stata una fucina di tecnologia straordinariamente importante, e ovviamente poi è finita nelle mani di De Benedetti, e tutto quello che finisce nelle mani di De Benedetti, vabbè, stiamo bene. È diventata speculazione, finanza e strumento di potere. Vabbè, comunque un'altra roba. Una domanda per Cambi: come si può garantire che i soldi in più in tasca ai lavoratori finiscano in aumento di produttività interna e non di importazioni, dal nuovo iPhone alla TV al plasma fatta all'estero? Dazi protezionismo? No, basta fare prodotti competitivi. Con Salvini ne sono entrati 8.000 e non 66.000 come con la Meloni, scrive un altro ascoltatore. Qui parla di immigrati. Dopodiché, vediamo cosa abbiamo conosciuto in questi giorni nel Regno Unito: ragazze e donne giovani abusate e violentate da pakistani, silenzio da parte dei governi che si sono succeduti e della Real Casa. Questo è un altro tema ancora. Peraltro, abbastanza silenzio anche su quanto accaduto a Capodanno a Milano, così, en passant. Troppo silenzio, devo dire la verità, ma è un sindaco che ormai sta sull'iperuranio, pure lui, ma comunque è come sparare sulla Croce Rossa, sparare su Sala per moltissimi versi, mentre per aiutare gli stipendi, scrive Dario, non sarebbe una buona idea introdurre le gabbie salariali? Di fatto ci sono in Italia le gabbie salariali, perché se tu prendi la contrattazione di secondo livello, cioè quelle delle aziende, al di là del plafond del salario garantito col contratto nazionale, un metalmeccanico di Brescia non prende gli stessi soldi di un metalmeccanico di Gioia Tauro. Detto questo, però, si potrebbe ragionare, questo sì, sul comparto pubblico, ma sapete, anche lì il ragionamento è fatto 100 il monte stipendi che lo Stato distribuisce. Siamo sicuri che sono distribuiti secondo merito o secondo esigenza del paese? Perché, per esempio, su quella storia lì di cui si era occupato un po' Cottarelli, che qualche cosa di buono, nonostante sia del PD, l'ha fatta, non si è più parlato di nulla della spending review, o quantomeno della razionalizzazione della spesa, o quantomeno dell'efficientamento della spesa. Vedete, per farvi capire, è come se voi avete 100 euro in tasca, no? E decidete di utilizzare 100 euro per comprare un quintale di popcorn. Potete farlo, ma che vi serve un quintale di popcorn? Se gli stessi 100 euro li utilizzate magari per comprare, che so io, una nuova applicazione per il computer che vi consente di raddoppiare il lavoro che fate, sono sempre 100 euro, ma non hanno la stessa finalità né lo stesso impatto. Questo discorso andrebbe fatto sul bilancio dello Stato, e non solo dello Stato, degli enti locali e delle regioni. Io, per esempio, sono convinto che una spending review vera andrebbe fatta nelle regioni. Ecco perché poi temono l'autonomia, perché l'autonomia potrebbe diventare lo strumento che ti fa fare il controllo sulla qualità della spesa delle singole regioni. Ma insomma, questo è un discorso molto molto ampio. Allora, abbiamo la pausa delle 10:30, poi volevo chiederti di Zaia e sentire le eventuali telefonate per l'ultima parte della trasmissione. Tra pochissimo. Grazie a Carlo Cambi. Grazie a te. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna alle arie in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo, chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu è sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci qua con Carlo Cambi. Tra poco, anzi direi adesso apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire, 02 92 94 7222. Però volevo chiederti della vicenda Zaia, di cui si occupano quasi tutti i giornali oggi, anche in prima pagina, no? Cosa ne pensi, Carlo? Io penso che Luca Zaia abbia ragione, come ha ragione Vincenzo De Luca. E l'obiezione che fa Zaia è elementare: ma perché in Parlamento ci può stare vita naturale durante e io, finché ho consenso popolare, non posso continuare a governare la mia terra? La democrazia non prevede limiti al consenso. La democrazia prevede che chiunque di noi, se vuole, si candida e se raccoglie la fiducia degli elettori, viene eletto. Domanda: e se Zaia fa una lista sua? E se De Luca fa una lista sua? C'è qualcuno che può impedire a questi signori? A norma di Costituzione tu non puoi impedire l'elettorato né attivo né passivo. Quindi la questione che pone Zaia è di assoluta coerenza giuridica. Secondo me non c'è dubbio che sia così. Poi ci sono le ragioni di opportunità politica, eccetera. Questo è tutto un altro paio di maniche. Ma dal punto di vista formale, Zaia ha ragione da vendere, anzi da stravendere, come ce l'ha De Luca, peraltro. Sì, il principio è sempre quello, diciamo, il principio è quello lì. Allora, abbiamo 2 telefonate, sentiamole. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca, buongiorno Cambi, dopo tanto tempo ci risentiamo. Buongiorno. Passando delle belle vacanze. Come si sta a Rieti? Come si sta a Rieti? C'ha un freddo canino, il Vabbè, a Canino c'è l'olio buono. Come, non ho capito, scusi? A Canino c'è l'olio buono. Orca? Buonissimo, buonissimo, non è che... Ma quello è della parte del Viterbese, però, Sì, dalla parte... capito, però sempre Lazio è, insomma. Dai, andiamo avanti. Alto Lazio, specifichiamo, perché poi c'è, capito? C'è il Basso Lazio e la Cesarea. Poi ci sono i provinciali di Roma, ma qui lasciamo perdere. No, pensa che io sto a 20 km dall'Umbria e a 76 km da Roma, quindi io sono un umbro quasi adottato, ma quello che io volevo dire... Questo c'è perciò di buon senso. Devo dire la verità, per come hanno votato ultimamente, gli umbri, il buon senso sembra che non l'abbiano smarrito, però andiamo avanti. No, Prego. Quello che io volevo dire è che è veramente vergognosa la campagna che stanno facendo sui treni. Cioè si rompe qualsiasi cosa, si blocca l'Italia, la colpa è di Salvini. Ma io fino a qualche anno fa, perché come avevo dei parenti in Sicilia, andavo in Sicilia, ma in Sicilia hanno ancora il binario unico, ma hanno governato gli altri per 100 anni. La situazione della rete, diciamo, ferroviaria in Italia è disastrosa. Qualsiasi cosa è colpa di Salvini. Questa non è strumentalizzazione, è malafede. Io capisco, questi qua ogni tanto possono anche dichiararsi democratici, socialdemocratici, però indossare il doppio petto, ma alla fine questi qua hanno sempre quella tendenza al ribaltamento della verità, alla menzogna, e riescono al naturale, sentono il richiamo della foresta e sono quello che sono sempre stati, comunisti. È veramente vergognoso. E poi l'ultima cosa, Cambi, per cortesia, ho già fatto a questa radio un'altra volta un appello. Secondo lei dobbiamo organizzare una resistenza in montagna per liberarci, non so, mi sembra di vivere nella Repubblica Partenopea. Tu vedi la TV, è Mina Settembre, è Joliet, è mare fuori, è un posto al sole, è la panella, è la barra, è Mirta Merlino, è l'anima del mondo. Cioè praticamente siamo invasi dovunque vai. C'è Napoli, le problematiche di Napoli lavorano solo le napoletane, le bocce brave pompeiane, va bene? Ci aiuti lei, cosa devo fare? Una lotta di resistenza per liberarci? Guardi che questa insistenza sul Napoli è una direttiva specifica dell'INPS.
Vale a dire? Vedi Napoli e poi muori, si risparmia sul Beh, giusto, è una forma di risparmio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Allora, vabbè, dopo poi rispondo. Sì, pronto? Buongiorno, sono Luca di Buongiorno. Poltello, buongiorno. Io sono un vero leghista che non mi identifico più nel partito che si chiama Lega. Come voto non vado più a votare da quando si è diviso con i 5 Stelle, giustamente o ingiustamente. Volevo dire che sono d'accordo con Zaia e con De Luca che se la popolazione desidera tenere il suo rappresentante più volte, perché lo reputa che si comporta bene, che amministra bene, non vedo perché ci deve essere una legge che glielo impedisce e non si sa se uno andrà al posto suo migliore o peggiore. Per cui se la popolazione desidera, come sono d'accordo per il presidente eletto direttamente dalla popolazione, se desidera continuare con lo stesso personaggio, perché non deve succedere. Vi ringrazio tanto, buona giornata a tutti. Bene, allora abbiamo altre 2 chiamate, però poi ci fermiamo un attimo perché sennò ci dimentichiamo tutto. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco. Un inciso e una domanda. Anche noi a Mantova abbiamo il binario unico per arrivare a Verona, per arrivare a Parma, per arrivare a Monselice. Stanno facendo il secondo binario per arrivare a Milano. Quindi non siamo la Sicilia, però il binario unico ce l'abbiamo pure noi. E anche per arrivare a Modena. E quindi noi siamo soltanto binario unico. La domanda è, allora noi abbiamo liberato come Italia Cecilia Sala. Ma cosa abbiamo dato agli Stati Uniti in cambio per non fargli avere l'ingegnere iraniano? Grazie, buona giornata, grandissimo. Grazie Marco. L'altra chiamata, poi la parola a Carlo. Cambi. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Aldo da Brescia, si sente l'accento naturalmente. Prego Aldo. Nel comune di Brescia c'è un disastro, l'altro ieri 2 bande di magrebini a botte in centro hanno devastato il patio di alcune pasticcerie, l'altro giorno in via Fratelli Bandiera, l'altro giorno San Faustino, cioè sta diventando al pomeriggio, non di notte, al pomeriggio, una ventina di ragazzi di 16, 17, 18 anni con le cinghie, con le sedie, spaccando vetrine, cioè, in centro città Brescia è una cosa assurda. Io non riesco a capire, cioè, se parcheggi male la macchina 2 secondi giustamente ti avvisi per la multa. Lì ho fatto a volte 20 minuti, non è arrivato nessuno. Le cose col passeggino che scappavano, cioè questa qui è la situazione che si sta creando nella città di Brescia o a Milano, siamo messi bene. E dopo continuiamo a dar contro la polizia e i carabinieri se fanno la virgola fuori posto. No, quella gente lì andrebbe chiusa e martellata, scusatemi, ma forse capiscono qualcosa, perché se li arrestano il giorno dopo sono fuori, non capiscono niente. Allora, ce ne sono altre 2, intanto ringrazio l'ascoltatore da Brescia, altre 2 chiamate, ma le facciamo aspettare un attimo. Carlo, così almeno commentiamo e rispondiamo agli ascoltatori. Sui treni avete ragione, ma d'altra parte, cioè, questo è un paese dove la Fiat ha eletto il Presidente della Repubblica, quindi scoprire che abbiamo fatto più strade che ferrovie, come dire, è l'ovvio. Detto questo, Salvini una colpa ce l'ha, che sta troppo dietro alle minuzie della politica e non fa una conferenza stampa in cui dice come stanno veramente le cose, o la fa fare magari a Rixi, non lo so, e soprattutto non comincia a cacciare un po' di gente, perché ci sono dei momenti in cui dei gesti simbolici servono. Quanto riguarda la TV, anche lì la Lega, come dire, il Rai non conta nulla e non fa nulla per contare. Ci sono, credo, il 29 delle nuove nomine, non credo che la Lega porterà a casa degli incarichi particolarmente significativi, perché è convinta probabilmente la Lega che la comunicazione one-to-one che si fa attraverso i social sia lo strumento migliore per generare consenso. Il problema qual è? È che se tu abbandoni del tutto lo scenario della prima impresa culturale del paese, poi non ti puoi lamentare se ciò che passa attraverso quell'impresa culturale è contro il tuo interesse, sia di rappresentazione delle cose che vuoi raccontare, sia contro di te dal punto di vista della costruzione del consenso politico. Per quel che riguarda le altre telefonate, su Brescia probabilmente lei ha ragione, ma il problema di questo paese sono poi
i PM che non esercitano fino in fondo l'azione penale, sono i giudici che spesso e volentieri, i GIP, che spesso e volentieri non convalidano gli arresti, soprattutto quando c'è di mezzo gente di colore. Il problema è che siamo un paese straordinariamente confuso da questo punto di vista. Anche dal punto di vista del diritto, non c'è una certezza vera del diritto in Italia. Sono tutte cose che andrebbero prese una per una e sistemate con un'azione di governo di poche chiacchiere e molta incisività. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Guarda Zaia, l'ho già detto, sono d'accordo Sì, con sì. l'ascoltatore, ovviamente. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sono io. Buongiorno, volevo chiedere al signor Cambi cosa pensa. Lui giustamente all'inizio ha detto che questa è tutta una matrix, forse magari non ha usato questo nome, però ormai lo sappiamo. Ci aggrappiamo a queste piccole cose, si aggrappano a queste piccole cose per non guardare quello che sta arrivando e che fra 4 giorni, 5 giorni arriverà, ma è già iniziato, e che è questo sconvolgimento, questa marea di scusi l'espressione, di cacca che sta arrivando da parte dell'amministrazione americana. Allora, il mondo è cambiato e come ha detto Musk sulla magistratura, i primi, probabilmente una delle prime categorie che verranno mandate via o comunque modificate al 100% saranno loro. Quindi probabilmente ci si attacca su queste piccole cose per non vedere che la Matrix ormai è cambiata. Magari ce ne sarà una differente, però quella vecchia è totalmente cambiata. Volevo sapere e questo riguarda anche le immigrazioni, i traffici di bambini, perché il traffico di esseri umani è quello che in questo mondo rende di più e che Trump e Putin e chi c'è dietro, chiaramente chi ha messo lì Trump sta combattendo, perché si è rotto le scatole di questo schifo, di questi pedofili. Vedi il governo inglese, vedi quello che sta succedendo in tanti posti. Allora, cosa ne pensa lui di questa marea di merda che sta arrivando, di questo sconvolgimento, di questa pulizia che il presidente sta facendo e farà? Grazie. Oddio. L'abbiamo tirata per le lunghe, ma insomma Trump farà pulizia. Di cosa non si è capito bene. Trump farà quello che ha dichiarato in campagna elettorale e che ha già fatto il Presidente degli Stati Uniti. Si occuperà di rafforzare l'egemonia degli americani, ma non attraverso un'azione militare, ma attraverso un'azione di consolidamento economico degli interessi americani. E sa perché ce l'hanno tutti con Trump? Perché Trump ha la straordinaria capacità di dire all'Europa: non contate nulla. Perché l'Europa non se lo può sentire dire, ma è la verità. Di farlo vedere proprio Quanto in maniera al traffico chiara. dei bambini, lei ha perfettamente ragione. Uno dei mercati più fiorenti è quello degli organi umani. Io ho scritto 1000 volte che a Castel Volturno ci sono gli operatori nigeriani che spolpano i migranti per vendere reni, per vendere pezzi di intestino, ma è tutta roba che se lei prova a mettere sui giornali la guardano male, perché la cosa più importante sa qual è? È inseguire l'ultimo X detto che so io, dalla Schlein che ribatte a Fratoianni, quale Fratoianni ribatte a Gaspari, cioè questo teatrino spaventosamente inconcludente nel quale siamo immersi 24 ore su 24. È vero, è una Matrix. Trump avrà una straordinaria capacità, quella di farci sbattere il muso sulle questioni reali. Allora, abbiamo un'altra telefonata, però intanto ti passo un messaggio di Dario. La crisi degli ultimi 20 anni è stata tutta colpa di Putin, ha fortemente spinto per l'euro, i trattati europei, ora costringe l'Europa alla guerra, ma adesso è arrivato Musk e d'ora in avanti sarà tutta colpa sua. Putin, Questo
in maniera ironica. Sì, certo. Poveraccio, fa un sacco di colpe, ma proprio questa no. Allora, Carmen, essere leghisti e non andare a votare, leghisti, valutate cosa fa Salvini, non quello che non riesce a fare. E poi abbiamo un altro messaggio di Marco sul filosofeggiante. Ma io smetterei anche su questa personalizzazione estrema di Salvini, Cioè, ma non perché non sia giusto dare a Salvini i meriti che ha, ma in questa maniera si deprime quella classe dirigente della Lega, che essendo il partito più antico che è in Parlamento e che avendo fatto la gavetta nelle amministrazioni locali e nelle regioni, è una delle poche classi politiche del centrodestra capace di amministrare il paese. Quindi quando parliamo della Lega non parliamo solo di Salvini, parliamo anche di quella enorme benemerita schiera di persone che magari venendo da 30 anni di esercizio dell'amministrazione tengono in piedi il nord, per esempio, produttivo di questo paese. Se voi fate un confronto fra la classe dirigente della Lega, con le dovute eccezioni, e la necessità impellente che ha la Meloni di trovare una classe dirigente di Fratelli d'Italia, vi rendete conto come la Lega abbia una sua solidità. Il tema semmai è un altro, è che quella classe dirigente della Lega è poco ascoltata e ha poche occasioni di farsi ascoltare, ma parlare solo di Salvini quando si parla della Lega secondo me è in parte un errore e una sottovalutazione della forza della Lega. Beh, poi la cosa di Zaia lo sta rendendo evidente. Esatto, la cosa di Zaia no? lo rende esplicito. Fratelli d'Italia reclama una regione per la quale non ha a tutti gli effetti classe dirigente. Comunque, questo è un altro discorso. Tra 20 anni, scrive Marco, non sarete delusi di ciò che avrete fatto, ma di quello che non avrete fatto. Il rimpianto più grande è non aver osato abbastanza. Quante volte ci lasciamo frenare dalla paura, dal cosa dirà la gente, dal e se va male. Ma la verità è che alla fine dei nostri giorni non ci tormenteranno i tentativi falliti, ma i sogni lasciati nel cassetto. Quel viaggio mai fatto, quel progetto mai iniziato, questa persona mai avvicinata, questi sono i veri fallimenti. Oggi è il momento perfetto per iniziare. Non lasciare che il futuro diventi un album di avrei potuto. Qual è quel sogno che stai rimandando da troppo tempo? Carlo, te la giro io sta domanda a te. Qual è il sogno che tu stai rimandando da troppo tempo? Vince il Superenalotto. Altro messaggio. Lo scandalo è che nessuno nel centrodestra difenda Salvini. Qui torniamo però alla questione del Ministero dei Treni, Trasporti e Compagnia Bella. Per favore, chiedetegli cosa ci fa i trasporti, se non ti riempi le tasche, sono solo rogne i trasporti. Quando ero studente anch'io prendevo gli spostapoveri, cioè i treni locali, sono sempre stati una merda, si piantavano nella campagna tra Roi e il Ticino per ore e nessuno sapeva chi era il ministro dei trasporti. C'è del vero in tutto questo, a dire il vero. Comunque, non so se... assolutamente sì, è vero. Sapete, questo paese è anche un paese sfigato, cioè è un paese lungo e stretto, per il 60% è fatto di montagne, insomma è un po' complicato. Detto questo, ci si aspetterebbe qualche innovazione, qualche passo in avanti. Secondo me Salvini sta facendo oggi sì un errore, comunica male, comunica poco, Però scusami, se tutta questa roba qua era farina del sacco di Draghi e del PNRR, non è che puoi dire altro, no? Cioè, non è roba tua. No, vabbè, però la devi anche spiegare sta roba. No, appunto, l'operazione verità va sempre fatta, perché sennò uno ci capisce più niente. Io non, bonariamente, sia chiaro, ma se il rimprovero devo fare a Salvini è che secondo me in questa fase lui sta, non dico sbagliando la comunicazione, ma sta comunicando troppo poco le ragioni dei disagi e le prospettive di miglioramento. Cioè, stamattina sentivo l'ennesima trasmissione del Piffero in cui si diceva ma questo pensa solo al ponte, però in Sicilia mancano collegamenti. Cioè, questo è il paese del benaltrismo, capito? Cioè, sì, fai il ponte, no, però si poteva fare, non fai il ponte, però si poteva fare. Allora, siccome questo è il paese del benaltrismo, tu devi affidarti al mettere i paletti sulle cose che succedono realmente. Allora, se non sbaglio c'è un'altra telefonata in attesa, se non ho capito male, quindi la passiamo subito. 02 92 94 7222. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di San Felice. Caro Fabrizio.
Dobbiamo venire a trovarti. Speriamo che sia si mangia a Sabbio Chiese, sia un tantino migliore dell'anno scorso, perché qui nelle mie zone comunque il lavoro è quello che è. Comunque io volevo chiedere una cosa a Cambi. Allora lui parla che bisogna aumentare la produttività, aumentando la produttività si potrà distribuire più ricchezza ed elevare comunque il livello di vita migliore, insomma migliorarlo. Ma io le faccio un appunto. Allora io ho visto qui nel nord Italia che ci sono tutte le aziende ferme, comunque stanno lavorando mi sembra all'80% quelle che vanno bene, le altre non parliamone nemmeno. Ci sono macchinari e macchinari fermi, linee di produzione, robot, isole robotizzate, tutto quello che vuole, perché qui come azienda non siamo messi male. Qui quando si parla di elevare la produttività forse bisognerebbe parlare del pubblico impiego, perché mi sembra che nell'industria privata non ci sia niente da insegnare. Il problema è che qui, producendo quello che produciamo noi, non riusciamo più a essere competitivi col mercato mondiale. Noi abbiamo questo macigno enorme della produzione nei paesi asiatici e principalmente in Cina, che ci sta inondando di container tutti i giorni, di prodotti che noi non riusciamo più a fare. Allora cos'è che produciamo? Me lo dica lei, perché io non ho ancora capito cos'è questo aumento di produttività quando poi non riusciamo a vendere. Perché qui ci sono le aziende che anche sono indebitate, ci sono quelle che hanno fatto gli investimenti che non riescono a rientrare e non riescono a produrre, non riescono a vendere, perché quando vai sul mercato che ti trovi un prodotto che costa la metà del tuo, cos'è che produci? Non lo so, io veramente la vedo male. Finché andiamo avanti così non ci sarà più niente da fare per noi. La saluto. Carlo. Quante ore abbiamo? Beh, allora facciamola facile. Se noi continuiamo a ritenere che il Green Deal, l'euro per come è stabilito, il patto di stabilità, eccetera, eccetera, sono intoccabili, lei ha ragione da vendere. Non è un caso che chiunque si sia domandato il che fare di fronte alla prepotenza produttiva dei cinesi, che, apro parentesi, insisteranno a esportare ancora di più proprio perché hanno una crisi di domanda interna, è chiaro che con questi parametri non si va da nessuna parte. Vede, però non ho sentito da parte della politica italiana, salvo rare eccezioni, l'indignazione del fatto che la signora von der Leyen conferma le multe alle case automobilistiche, i famosi 15 miliardi per i parametri verdi, e le condizioni di produttività che lei rivendica passano attraverso tre cose: abbassamento della pressione fiscale, maggior credito, maggiore agevolazione al credito e innovazione di prodotto quanta più possibile. Vede, noi abbiamo vissuto per anni dentro la bolla di Confindustria che cercava di dettare legge, che parlava di innovazione di processo, quindi innovazione tecnologica, quindi i bocconiani che ci dicevano che bisogna cambiare i parametri di produzione. In realtà il problema è fare nuovi prodotti, non cambiare i processi. Certo, altri processi vanno adeguati, ma la prima cosa è fare prodotti che gli altri non riescono a fare. Vede, le rubo soltanto un minuto. Se lei leggesse David Ricardo, che è il padre dell'economia classica, si accorgerebbe che a un certo punto lui dice che esiste un mercato delle scarsità, cioè un mercato dove il prezzo non lo fa la domanda, ma lo fa l'offerta, perché si producono delle cose che sono in un numero così esiguo, in un numero così particolare, che soltanto in determinate condizioni si riescono a fare, e quindi il prezzo è determinato non tanto dall'utilità quanto dal valore di scambio che quella merce assume. L'Italia è stata grandissima quando era la Cina d'Europa a produrre cose di massa, diciamo così, o a specializzarsi nel contoterzismo, ed ha abbandonato del tutto le produzioni ad altissimo valore aggiunto. Ecco, io penso che bisognerebbe aprire una stagione di riflessione
sulla qualità del prodotto italiano, sulla natura del prodotto italiano e sulla riqualificazione del comparto produttivo a fini di arrivare dentro il mercato della scarsità, cioè dove la concorrenza è più bassa, perché tu fai dei lavori o fai dei prodotti ripetitivi. Vede, le faccio un caso. Se lei nella sua azienda, che se non mi ricordo male è carpenteria metallica, continua a fare i telai per le finestre, probabilmente ci saranno i cinesi che fanno telai le finestre al 60-70% meno di costo e quindi lei ha un problema di mercato. Ma se lei fa gli unici telai di finestre applicabili a edifici del 500 e diventa leader di quel mercato, lei quei telai alle finestre se li fa pagare i soldi che vuole lei, non quelli che vuole il mercato. Ecco, il problema è capire che l'Italia deve fare l'Italia e deve tornare a stare dentro il mercato delle scarsità, non competendo sulle serie, ma competendo sui prodotti esclusivi, il che significa immagazzinare in quei prodotti alta competenza, altissima qualità ed avere un sistema politico e del credito orientato ad agevolare l'industria. Lo so che è una risposta particolarmente ampia e teorica, però questi fondamenti noi in Italia li abbiamo perduti e da qui dovremmo ripartire. Allora, chiudo con 2 messaggi arrivati via WhatsApp. Il primo, buongiorno, mi sembra che in Lega qualcuno, Borghi Bagnai, la pensi come Carlo Cambi. Tanti complimenti a Carlo per quello che fa con Linea Verde, scrive il nostro ascoltatore. L'altro messaggio va lì. Spesso le forze dell'ordine sono arroganti, dovrebbero dare il buon esempio, vanno sicuramente difese, ma quando sbagliano vanno puniti, che tra l'altro è un'ovvietà, mi viene da dire, no? In senso, cioè letteralmente è un'ovvietà. Per cui mi sembra un po' tutto farragino. Sono dei cittadini al di sopra della legge è una barbarie giuridica. Che poi si debba assicurare a questi operatori della sicurezza il massimo di assistenza, il massimo di garanzia, proprio perché essendo sul fronte della sicurezza sono i più esposti anche a errare al limite, questo non ci piove, ma non può passare il principio che siccome io ho la divisa addosso faccio come mi pare. No. Senti, l'ultima cosa per salutarci, perché sono già le 10:58, però mi cacci, vabbè. Carlo ha a che fare con un messaggio che è arrivato prima a proposito, è successo anche a Milano, in pieno centro, che 3 ragazzini cosiddetti Maranza abbiano circondato altri 2 ragazzini per scipparli. Poi è intervenuto in quel caso uno delle Iene che ha reso pubblica la vicenda, pieno giorno, centro Duomo di Milano e via dicendo. Ecco, sarà molto dispiaciuto del tentativo andata a fuori. Immagino di sì, però il problema non è tanto. Allora, a mio giudizio, non so come la vedi tu, qui è vero, sì, forze dell'ordine da difendere anche contro questi atti di violenza, la piazza di Capodanno e tutto il resto, ma ormai siamo un po', diciamo, in ritardo, perché con le forze dell'ordine puoi certamente fare, le puoi efficientare, puoi cercare di essere più presente, ma è un problema grosso questo qui, perché tutti questi episodi secondo me fanno intravedere un brutto futuro. Non so come la vedi tu e come andrebbe affrontata la questione. Intanto bisognerebbe cominciare a fare una cosa abbastanza, come dire, normale, innalzare l'obbligo scolastico, portarlo a 18 anni. Severamente reprimendo le famiglie che non mandano i figli a scuola. Seconda cosa, bisognerebbe cominciare a dire che si abbassa l'età della responsabilità penale, della punibilità. Se noi siamo disposti a credere che un ragazzino di 15 anni possa chattare sulle piattaforme come gli pare, dobbiamo essere disposti a credere che un ragazzino di 15 anni sia pienamente responsabile degli atti che compie. E non c'è bisogno di inasprire nessuna pena, Lo metti al Beccaria e vedrai che se lo lasci un paio d'anni al Beccaria qualcosa nella mente gli scappa. Terza cosa, bisogna evitare assolutamente il giustificazionismo. È lo sport più praticato e bisognerebbe, secondo me, cominciare ad estendere la responsabilità anche sui genitori. Già.
Carlo, dobbiamo Certo. salutarci. Io ti ringrazio. Quindi va bene cambiare le leggi, ma non nel senso securitario. Bisogna cambiare le leggi nel senso di incrementare la responsabilità. E il raggio anche della E responsabilità. il raggio della responsabilità, ovviamente. Allora, grazie a Carlo Cambi, grazie a tutti Grazie quelli a che te, ci hanno Giulio. seguito. Buona prosecuzione di ascolto, grazie E ancora. buon anno, perché è la prima volta che ci E sentiamo. buon anno, insomma. sì. Buon Siate anno anche a felici. te, Carlo. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato